Intanto costretti a mettere la giacca Vito, Super Vito, Spazzettone e Mister Lopez, perché hanno la stessa maglia rossa degli arbitri. È l'Arzignano che manovra la prima palla con Ibra Guti, che subito rischia di perderla sulla pressione di Boaventura, Fornari, Sergio Romano e con la malla numero 10 Kevin Arrieta tra i pali. Invece mi sembra di vedere Fiuza nel quintetto della Felli Eboli, che si fa subito vedere dalle parti arzianesi. Ora recupera un pallone. Arzignano a Amoroso, Morillo, Marcio, Guti e Pozzi nel quintetto di partenza di questa sfida, che mette in palio punti preziosi per Arzignano, perché va a caccia di continuità dopo la vittoria di Ostia e pensa alla salvezza. Per la Felli Eboli invece, perché è là davanti, seconda posizione, assieme a squadre accreditate alla vittoria come il Pesaro, che ricordiamo deve anche recuperare una partita, però Felli Eboli che cercherà di restare fino a lì tanto tempo. Qui intanto subito un pericolo con Romano, a cui non riesce il tap-in vincente sul secondo palo. Primo corner della bandierina che non c'è, la bordata di Fornari che finisce fuori di poco a lato. Allora Pozzi rimette in gioco per Morillo, siamo già dall'altra parte del campo. Morillo va via sul fondo, viene contrastato dal numero 11 Rudinei Tres. Se allora prima avevo sbagliato, non era Arrieti ma è Tres. Intanto il corner, un blocco non ravvisato, qui la deviazione e poi Fiuza tra i pali che va a recuperare il pallone toccato da Sergio Romano assieme ad Ercolessi, capisaldi della nazionale azzurra, che conosce che ha conosciuto nei giorni scorsi le prossime avversarie per l'ultimo step in vista del mondiale. Non sarà sicuramente facile per la nazionale del CT Alessio Musti, ma tutta l'Italia tifa azzurro, perché il prossimo anno ai mondiali la nostra nazionale deve assolutamente essere presente. Torniamo intanto in cronaca a seguire la Felli Eboli, che cerca di superare la linea di metà campo. Lo fa in questo momento, serie di tocchi di Boaventura, poi Guti mette la palla in fallo laterale. Giadar Fornari, attenzione ai suoi gol. I tifosi arzignano sperano che questa sera possano essere rimasti in letargo a casa. Qui intanto Morillo di petto contrastato, riesce ad appoggiare indietro a Marcio, che gioca sulla banda destra verso Guti, se centra spazio ora sulla sinistra per Morillo. Il venezuelano, una serie di finte, va sul fondo, mette un pallone in mezzo dove non c'è nessun compagno a raccogliere la sfera. Dunque rimessa laterale in fase di disimpegno difensivo per la Felli, già battuta Romano per Boaventura, che gira palla sulla destra per Rudinei Tres, maglia numero 11, l'appoggio c'è da Fornari, il capitano della formazione di mister Francesco Cipolla. Fornari, Boaventura, giro palla insistente della Felli Eboli. Un saluto anche all'amico collega Paolo Taddeo. Tutto stampa, intanto qui andiamo a seguire Ibra Guti, che non riesce a superare Romano, e allora può ripartire in contropiede la Felli Eboli con un 4 contro 3, deve fare presto Ibra Guti. Qui Boaventura non riesce a servire Rudinei Tres sul primo momento, lo fa in una seconda occasione. Attenzione, Romano sul secondo palo, la risposta sul palo attaccata di Pozzi, ma ancora Felli Eboli in mezzo, dove però Rudinei Tres tantomeno Giadar Fornari riescono a recuperare un pallone. Dunque sarà ora rimessa laterale per l'Arzignano. Salutiamo intanto Filippo Tres qui al nostro fianco, anche lui alza la manina, ci saluta. Un saluto anche a Davide Tres, alza la manina Davide. In tribuna c'è anche David Tres, che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Arzignano. Che attenzione già dal Fornari, l'ultimo tocco è di Guti, quindi rimessa laterale per la Felli Eboli. Romano per Boaventura, in mezzo, la palla toccata da Pozzi sul colpo di testa, forse anche un palo, chissà se ha toccato anche il palo. Mi sembrava fosse stato Pozzi a deviare. Abbiamo forse anche il replay, andiamo subito a vedere il replay con il nostro regista
Filippo Tres, l'out di Romano per Boaventura, la testa, forse ha toccato anche il palo, non lo so, comunque Fedi Eboli subito pericolosa. Sono passati 3 minuti e 30 secondi, lo potete vedere anche nel cronometro, l'unico, l'inimitabile, l'originale cronometro di Davide Tres, che vi aiuta a seguire anche l'evolversi del pallone. Intanto qui il palo esterno di Ibraguti che va a rispondere presente per la formazione arzianese. Dunque gara viva, Arzignano che però non ha una panchina lunghissima, a differenza di una Fegli che quest'oggi mister Cipolla si è visto costringere a lasciare fuori Lion, uno dei migliori portieri, al pari di Pozzi. Qui attenzione, intanto Morillo porta via il pallone di Tres, ma la risposta di Fiuzza a dire di no. Qui Amoroso cercava di portare via il pallone a Boaventura che è bravo a proteggerlo. Romano fa segno a Gianel Fornari di avanzare, si rifugia però da Boaventura. Ora palla per Fornari che riesce prima di Marcio a girarla verso la sinistra dove c'è Tres, bracato da Rudinei e da Ibraguti che va in scivolata giù, non c'è fallo, pallone pieno, la deviazione. L'ultimo tocco però è secondo l'arbitro che sta fischiando, lo avete sentito poco fa, l'ultimo tocco è di Ibra, dunque corner. Intanto il primo cambio della partita, fuori Ibra, dentro l'argentino Claro, un argentino che piano piano in sordina dopo aver superato qualche difficoltà. Qui attenzione a Romano, il tiro al volo è positivo ma non la mira. Claro che sta raccogliendo delle soddisfazioni, non era partito benissimo. Intanto fallo laterale ora per la formazione ospite che va a operare i primi cambi. Dentro Bagatini, Kevin Arieta, attenzione a Bagatini subito a toccare un pallone girato per Fornari. Kevin Arieta, palla verso Bagatini che però non riesce a raccogliere il pallone. C'è anche Mancia in campo, cambia tutto il quintetto di partenza, assieme a loro anche Poletto. Morillo non può servire Pozzi, viene pressato, Morillo alza la palla, bravo qui a dare pallone a Claro. Amoroso libera verso Morillo che rischia di andare via ma è bravissimo Arieta a tenere il pallone in campo, recuperato poi da Mancia. Gli applausi della panchina di mister Cipolla, tutta a fluo per il tecnico campano. Arieta, Bagatini viaggia per vie orizzontali, la formazione ospite. Ora Mancia, vedremo se cercherà di verticalizzare in questo momento per Bagatini, indietro verso Arieta, giro palla continuo, qui palla ora per Arieta che si accentra, viene fermato da Claro, probabilmente c'hanno con fallo, ma riparte tanto Morillo, in velocità Morillo, fermato dal muro di Bagatini. Dunque riparte Fiuzza proprio per il numero 14 Bagatini. Giro palla verso Mancia, avanti si fa vedere Poletto, vedremo Mancia, gestisce la palla per Bagatini, ora è Poletto a toccarla sul servizio del collega numero 14, indietro verso Kevin Arieta. Mancia, ex player del Napoli, nazionale romena. Arieta, Mancia, lascia lì il pallone per Bagatini che va a cacciare un sinistro sporco che si perde a lato. Perde anche in fondo al Palatese. Dunque ripartirà Pozzi con un rinvio di mano. Intanto dentro Molaro che tocca la sua prima palla. Brutto servizio per il capitano Marcio. Feldi ancora che vuole trovare il varco per affondare il colpo alle spalle di Pozzi. Vediamo Arieta costretto da indietro per Bagatini verso Arieta. Qui attenzione, si perde il fallo, un fallo più di confusione che altro. Qui Molaro si era un po' perso la marcatura. È arrivato comunque il primo fischio falloso di una partita fin qui corretta. Morillo, pronto anche il portoghese Fred ad entrare in campo, probabilmente al posto di capitano Marcio che cercava il servizio per Claro. Bravissimo di Marcio ad uscire dalla riga difensiva ed evitare che la Feldi si
facesse pericolosa dalle parti di Pozzi. Out in attivo per Arrieta che gira verso Bagattini, ancora Arrieta qui sotto la nostra postazione, palla avanti per Poletto, fa buona guardia Marsio che intanto esce, l'abbiamo preannunciato, dentro Fred. Un saluto anche a Silvia Verlato che ci sta guardando, arriverà qui nel secondo tempo, vero Davide Tres? Dice di sì. Claro, attenzione, Fred, palla avanti per Fiusa che esce dai pali. Ripartirà allora Morillo, l'arbitro ti fa segno di retrocedere. Il numero 10 dell'Arzignano, arrivato in estate dopo che il tecnico Lopez lo ha visto all'opera in Coppa Libertadores in Sud America. Lo straniero dei biancorossi qui intanto fatica ad uscire dalla propria area. Bravo qui Mancia a recuperare per Bagattini, la risposta di Pozzi che si fa trovare pronto, tiro centrale. Salutiamo anche gli amici Cristian Molon e Silvio Castellotti, sempre gentili a salutare il pezzo grosso della tribuna stampa che ricorda come sempre l'amico, il maestro Michele Trolese, che da lassù ogni venerdì ora è lì pronto a tifare per i suoi biancorossi, a scrivere chissà quale poema, a narrare le vittorie dell'Arzignano, poche ma speriamo torneranno a essere tante. Ma torniamo ancora in cronaca con Fred che cerca di alleggerire per Molaro, Claro, argentino costretto a dare indietro ancora per Molaro, si perdono perché Mancia è lesto qui, ha rischiato il fallo, non protesta Mancia. Qualche errore di troppo dell'Arzignano che ora dall'altra parte con Morillo, il sinistro che si perde sul fondo, troppo solo Morillo. Bravo comunque ad eludere la doppia marcatura, peccato per il venezuelano non aver trovato lo specchio della porta. Ringrazia Fiusa. Intanto pronti altri cambi, altri 4 cambi per la Feldi. Non vedo però Ercolessi pronto ad entrare in campo, il capitano nazionale ha addirittura anche la felpa, dunque è probabile un suo non impiego, chissà, forse qualche problemino, poi magari cercheremo di capirne di più. Attenzione a Mancia, fermato da Molaro, Mancia si fa sedere il peso, ma regala una palla a Morillo riparte e viene toccato da dietro, non c'è fallo, non protesta Morillo che ora esce dal campo, va a rifiatare dentro Marsio. Intervento pulito secondo gli arbitri, Morillo non ha tanto detto nulla. Attenzione, siamo già dall'altra parte con Fred, ma il contropiede ora della Feldi, bravissimo qui Claro a fermare Arrieta che stava quasi per conquistarsi un corner. L'ultimo tocco però è del numero 10 della Feldi, dunque Pozzi gioca per Marsio. Marsio, Molaro, Fred avanti per Molaro che non riesce a toccare il pallone. Bravo, fa buona guardia il numero 11 Rudinei Tres, rientrato in campo dopo i minuti di sosta. Dentro nuovamente il quintetto di partenza con Boaventura, Romano, Fornari e Rudinei Tres, dunque 2 quartetti, se andiamo ad escludere il quinto uomo che è il portiere Fiusa, 2 quartetti da poter interscambiare per ogni tipo di soluzione diversa a livello tattico. Qui attenzione al tiro, la risposta di Pozzi, il pallone resta lì, Marsio costretto a calciare via, pericolo per l'Arzignano. Tres, Boaventura, Romano, ancora Tres. Siamo entrati nella seconda parte del primo tempo, 10 minuti sono passati, sempre 0-0 il punteggio qui al Palatese. Lo potete benissimo vedere anche dalla nostra grafica live PMG Sport Futsal, tutta la serie del calcio a 5 che stasera vive nel big match tra Pesaro e Acqua e Sapone. Attenzione, il pallone in mezzo, gol! E qui si dorme, ma il gol della Feldi Eboli. Complimenti a Sergio Romano che ha tenuto in campo un pallone che sembrava perso, lo ha messo in mezzo poi per
mi sembra Rudinei 3, sì, è proprio lui che è entrato gatto come non mai a mettere il pallone in gol. Dunque 10 minuti e 20, l'1-0 di Rudinei 3, ma qui possiamo dare sicuramente mezzo gol al numero 4 Sergio Romano, che ha tenuto vivo un pallone che sembrava perso. La difesa biancorossa, oggi in maglia nera, ha dormito e Rudinei 3 ha detto: questa te la metto dentro. 1-0 dunque per la Feldi, cambiato il punteggio al Palatese. L'Arzignano ora che avrà ancora maggiori difficoltà per cercare di recuperare il svantaggio. Qui intanto c'è il fallo, il tocco da dietro di Tres su Molaro. Tres chiede scusa a Molaro, il secondo fallo della partita. Chiedono anche di asciugare il campo. Fuori intanto Freid, dentro nuovamente i Braguti. Andiamo a rivedere anche il gol. Qui da elogiare Sergio Romano, il pallone di Giardel Fornari. Sergio Romano ha tenuto in campo un pallone che sembrava fuori e poi Marzio e Molari sono arrivati in ritardo sulla marcatura. Punizione intanto, Braguti carica il destro, il tiro e la respinta con la parte alta del corpo di Romano, a cui Ibra chiede anche scusa. Out in zona offensiva per l'Arzignano, la battuta da Mularo proprio per i Braguti. Si sposta, cerca di andare sul fondo, pallone vivo verso Claro. Ibra, manca però il terminale offensivo. I Braguti, Marzio che va via di velocità, ma Boaventura con la spalla prende il pallone. Boaventura per Giardel Fornari che era un metro più avanti. Romano si arrabbia, voleva il pallone. Altro pericolo per l'Arzignano e altra buona giocata non concretizzata però della Feldi, che probabilmente, come è successo contro il Mantova, pecca di quel cinismo che ha portato poi i virgiliani al pareggio. Dovrà prestare sicuramente maggiore attenzione e essere più concreta la formazione di Cipolla dalle parti di Pozzi. Ancora la Feldi Eboli con Fornari, Boaventura, giro palla verso Romano. Rudinei 3, l'autore del gol che sta decidendo la sfida fino a questo momento, non può toccare la Fiusa. Allora il corner per l'Arzignano che ringrazia Claro. L'arbitro inizia a contare. Claro per i Braguti che si accentra e va a sparare, tiro alto, un metro abbondante sopra all'incrocio dei pali per Fiusa. Ora palla comoda verso Rudinei 3, sulla destra a Romano, Giardel Fornari indietro per Rudinei 3 che la alza cercando forse i pali, ma quelli di una porta di rugby. Tiro altissimo, dunque nulla di fatto, sempre 1-0 per la Feldi. Marzio, Claro, Marzio, il capitano corre come un pazzo, capitano biancorosso, 52 anni, eletto miglior giocatore del Triveneto di calcio a 5. Claro intanto va a prendersi il pallone della scorsa stagione. Marzio avanti per Amoroso, strattonato. Amoroso tiene comunque il pallone, conquista un fallo laterale, non è d'accordo Boaventura, scuote il capo. Già battuto l'out con Ibra che va a calciare, stoppato da Boaventura che ha capito l'intenzione del numero 27 arzignanese di spostarsi il pallone sul destro per poi calciare di potenza. Marzio punta l'arbitro, ancora fallo laterale sulla deviazione di Fornari, fuori intanto Claro, dentro Morilo ad aumentare allora la capacità offensiva. Si è tanto perso un pallone là dalle parti dei soccorritori, speriamo che siano qui anche stasera per niente. Amoroso per Morillo che però si era nascosto dietro Romano. Allora riparte la Feldi con Rudinei 3, siamo già dall'altra parte del campo. Boaventura, Sergio Romano per Giardel Fornari, posizione spalle alla porta. Boaventura, il tiro, la risposta di Pozzi, ma ancora pallone vivo. Pozzi c'è sempre, ma attenzione a non usarlo troppo. Amoroso intanto dall'altra parte con Pozzi che poi si è bevuto mezzo campo.
Poi il tiro di Amoroso deviato in corner, dunque altra possibilità da calcio piazzato, fallo da un corner, palla inattiva per Arzignano. Marzio pronto a mettere il pallone indietro per Murillo, Marzio indietro per Pozzi che va a calciare un destro ciabattato. Dunque Fiuza, che voleva servire Fornari, si arrabbia con il suo portiere, il numero 9 Campano. 6:50 intanto al termine, 1-0 per la Fegli, che ha trovato il vantaggio poco dopo il giro di boa del primo tempo, con la bella rete, la bella finale d'azione di Udinese Tres. Qui intanto perde un pallone d'oro, attenzione, Ibraguti per Murillo, e non riesce a capitalizzare in rete, grazie anche all'ottima uscita di Fiuza, il numero 10. Bravo qui Fiuza a distendersi, ad aprire la gambona e a occupare tutto lo specchio della porta su un tentativo di contropiede, anzi su un contropiede, non un tentativo, perché era un 2 contro 1. Qui attenzione, va via Boaventura, lo ferma Murillo che tiene lì il pallone, non cade, palla fuori, corner. Soffre troppo in fase difensiva l'Arzignano, concede troppe opportunità, più per disattenzione che per mancanza di energia. Mancia intanto il numero 92 della Fegli Eboli, gioca una palla per il numero 14 Bagatini, la deviazione, fallo laterale. Ha cambiato nuovamente il quintetto Cipolla, Mancia, Bagatini, Poletto e Kevin Arrieta. Proprio Arrieta che tocca per Mancia, si sposta il pallone, conquista un altro fallo laterale, ancora una deviazione della difesa biancorossa. Pronto Mancia a far muovere nuovamente il cronometro per Bagatini, che si coordina bene e spara di poco alto. Voleva una deviazione, non c'è, allora è subito ripartito Pozzi per Ibraguti, indietro per Marzio che regala un pallone a Bagatini e poi ritorna e mette in corner, già battuto. Attenzione ad Arrieta, in mezzo il pallone per Poletto che spreca un gol praticamente fatto. Mamma mia, cosa si è divorato Poletto. Per buttarlo un po' sul culinario sembrava il sottoscritto che si mangiava la bella mozzarella di bufala che gli ha portato l'amico Marcello Serratore. Peccato che la mozzarella sia speciale, invece il tiro di Poletto sia uscito fuori da 2 passi. Dunque rimane invariato il parziale qui del Palatezze quando mancano 5 minuti e 40 secondi al termine del primo tempo. 1-0 per la Fegli Eboli, il vantaggio firmato al minuto 10:20 di Udinese Tres. Salutiamo intanto Luca Quarri, a cui rispondo che il minutaggio ad Arzignano c'è sempre stato, perché abbiamo il mitico Davide Tres che, pur di non stare a casa con la moglie, si inventa anche le nuove tecnologie. Dunque insomma ripartiremo sempre con il minutaggio, con Pozzi che si tocca la parte dietro del lato B. Murillo, Marzio avanti per Amoroso, contrastato da Mancia, recupera un fallo laterale il numero 92 della Fegli Eboli, batterà proprio lui questo out. Indietro per Bagatini, Kevin Arrieta, ancora Bagatini, Mancia davanti Poletto, vedremo se saprà farsi perdonare dopo l'orolaccio di pochi secondi fa. Qui intanto Mancia il tiro, la risposta con il corpo di Murillo che può ripartire, la possibilità di 3 contro 2. Ibraguti, il tiro stoppato, lo voleva palla Amoroso, si riparte comunque da Marzio che salva proprio il collega maglia numero 9 Fabrizio Amoroso, giro palla per Ibraguti. Ora siamo sulla metacampo della Fegli Eboli con Ibraguti, numero 27, che cerca un gioco di finte, va a incartarsi lui stesso. Dunque palla comodamente gestita da Arrieta per Bagatini. Arrieta, numero 10 della Fegli, avanza, guardato a vista da Amoroso, dietro per Bagatini. Mancia, pericoloso pochi istanti fa. Arrieta
Arrieta, palla in mezzo per Mancia e Pozzi c'è, e ancora Pozzi c'è, ma quando c'è Pozzi vuol dire che qualcosa non funziona, e anche lassù i santi, i miracolanti possono dire Pozzi c'è. Altra grande parata di Pozzi che ora rilancia troppo distante, e c'è anche il signore uscito dall'ospizio che va a dire al suo portiere perché ha sbagliato il rinvio, età media 93 anni. Strano che al ricovero abbiano lasciato le porte aperte anche questa sera, ma attenzione perché ancora la Feldi nelle parti Arzignano si gioca tantissimo nella metà campo biancorossa, qui tanto si è portato fuori il pallone Poletto. Pozzi dunque subito a giocare per Morillo, però non c'è nessuno dalla parte diffusa, dunque Marzio Ibraguti ancora per Marzio, è alta la pressione della Feldi che costringe all'errore proprio amoroso. Intanto saluto anche gli amici che mi danno del simpatico, dopo tante offese ogni tanto fa anche piacere ricevere dei complimenti. Sì, sicuramente troppo forte la Feldi, una Feldi Eboli che però se vuole portare a casa assolutamente i 3 punti deve cercare di concretizzare quello che crea. Qualche errore di troppo, un Arzignano che in casa dal canto suo non può lasciare ancora punti alle avversarie nonostante siano sicuramente ai più forti. Insomma, basta vedere i 2 quartetti a disposizione con Laio in tribuna, Ercolesi in panchina con la Felpa, e lì si capisce la differenza con una squadra Arzignano che a detta anche del presidente Mirko Rossetti è alla ricerca di un paio di rinforzi per dare maggiore tranquillità al lavoro di Fabian Lopez, ma intanto Bagattini costretto a dare a Mancia, mancano 180 secondi qui, bravissimo Poletto che si prende un fallo, Murillo voleva portare via il pallone. 180 secondi esatti intanto al termine del primo tempo, sempre 1-0 per la Feldi Eboli, con mister Cipolla che va a fare un tris di cambi. Ancora in campo Bagattini che uscirà tra pochi secondi al posto di Rudinei Tres. Bagattini in campo perché era qui sotto la nostra postazione, dunque dall'altra parte rispetto alla panchina di mister Cipolla. Bagattini per Fornari, capisce tutto quanto, chiaro qui non c'è un fallo, può ripartire Morillo, c'è il giocatore a terra, Morillo in mezzo per Amoroso che va a firmare il gol del pari. Non mi sento però di esultare più di tanto, c'era un giocatore a terra, il numero 70 Boaventura, qualche compagno di Boaventura va a parlare con l'arbitro, tutti quanti in campo, nessuno probabilmente ha detto di fermarsi o lo hanno cercato di fare. Fatto sta che l'Arzignano ha trovato il pareggio, stessa cosa era successa anche con l'Ostia. 1-1 intanto il punteggio, 2:35. Un saluto anche a Gaetano che addirittura da Catania sta guardando questa partita. 1-1 il punteggio, qualche protesta. Morillo ha continuato, sicuramente non si era accorto del giocatore a terra. Fornari e Romano continuano a parlare, esce claudicante ma sulle sue gambe Boaventura. (1-1), 2:30, è cambiato il punteggio, fuori Boaventura a farsi medicare dallo staff sanitario della Feldi Eboli che ora sarà arrabbiatissima per il pareggio dell'Arzignano, dunque attenzione, vedremo cosa saprà, ma attenzione, Morillo e Fiusa è bravissimo ad uscire al limite dell'area e ad evitare un tiro verso la porta. Marzio, il tiro alto, si abbassa ma non quanto basta per trovare il gol.
ma ancora applausi per Fiuza, un intervento efficacissimissimo, al limite dell'area, proprio anche rischiato, perché proprio quasi sulla riga è andato a toccare con la mano a fermare il tiro di Morillo. 1,54 al termine del primo tempo, 1-1 il punteggio, vantaggio di Udinese Tres, pareggio di Amoroso, ma è ancora Feldi con Fornari che ora chiama in causa Romano, il tiro e la risposta di Pozzi in fuori laterale. Marzio ne ha 52 anni e fossero tutte così le case di cura potremmo anche andare a comprare qualche altro vecchiotto per un arzignano in difficoltà di organico e numerica. Ma eccoci con Udinese Tres, Mancia, Romano, ora deve alzare il ritmo la Feldi Eboli nel giro palla. Romano dopo il servizio di Fornari, Mancia, ancora Romano che si appoggia sull'Udinese Tres, destro verso Romano, Jader Fornari, passano i secondi, siamo dall'altra parte là in fondo con Udinese Tres, indietro per Romano che vuole lo spazio per Jader Fornari che però si era fatto vedere in mezzo al campo. Fallo laterale per l'Arzignano con il capitano Marzio pronto a rimettere in gioco la sfera. Claro, Pozzi rischia sulla pressione di Fornari. Intanto fuori Amoroso e dentro Molaro per questi ultimi 70 secondi del primo tempo. Sono le 21:08 qui sul meridiano di Arzignano. Grevic ci fa un baffo. Marzio, Claro, Morillo, che magia di Morillo che riceve il timido applauso di Beatrice. Ha applaudito solo lei. Morillo, sarà difficile. Morillo! E la risposta di Fiuza! Ancora Fiuza che va a alzare un tiro velenoso di Morillo. Dunque Fiuza che vuole portare via la palma di miglior parata a Pozzi. Qui attenzione però alla possibilità di un contropiede grandissimo per la Feldi Eboli con il palo esterno, quasi in scivolata di Udinese Tres. Che vivacità questa partita, non c'è deviazione, palo esterno di Udinese Tres. Time out intanto chiesto da Lopez, mamma che brividi. Andiamo a rivederci allora magari l'ultimo palo esterno se ce l'abbiamo, quando mancano 47 secondi al termine del primo tempo. 1-1 il punteggio, ecco qui veloce Morillo, velocissimo, quasi usa in Bolt qui il tiro. Volevano una deviazione, non mi sento di dire se c'era o no perché da qui vedo distante. Andiamo a vedere anche il gol dell'Arzignano, l'1-1 con Boaventura che era a terra, Morillo che ha continuato l'azione, non ha sentito, è andato sulla corsia di sinistra, poi ha messo in mezzo un pallone che Amoroso ha scippato quasi, diciamo, dalle grinfie di Bagatini. Dunque 1-1 il punteggio. Qui alla Palatezza, quando mancano 47 secondi al termine del primo tempo, Mister Lopez ha chiamato il primo time out della sfida. Cipolla non ha ancora fermato i suoi giocatori. Tromba la sirena qui alla Palatese, tromba la sirena e tornano in campo le squadre per una rimessa dal fondo che vedrà Pozzi ripartire con la palla dalle sue mani. Fischia l'arbitro, dunque può riprendere il gioco. 4 secondi di tempo per rilanciare lungo verso Morillo che però non riesce a tenere il pallone. Allora mi chiedo a cosa sia servito il time out. Abbiamo chiamato un time out e poi buttato via un pallone e regalato un'azione offensiva alla Feldi Eboli che può chiudere così il primo tempo in attacco con Mancia che rischia anche di scivolare, tiene comunque vivo il pallone. 30 secondi e poi tutti negli spogliatoi a bere chissà un tè caldo, una Red Bull o perché no anche un'ottima acqua d'Olomia con Jader Fornari che ha fretta di mettere la palla sulla dall'altra parte per Udinese Tres. Jader Fornari fa sfilare il pallone verso Mancia ancora per Jader Fornari, terminale offensivo, capocannoniere 2 anni fa del massimo campionato di Serie A. Ancora Jader Fornari che non riesce a girarsi, qui bravissimo Molare a capire tutto e a conquistare a 5 secondi a 8 decimi alla fine un fallo laterale che darà sicuramente maggior tranquillità
alla formazione arzignanese. Sventato il pericolo, Molaro pronto a giocare questa palla dietro per Marzio. Scorrono i secondi, già pronti i giocatori ad andare verso gli spogliatoi. Suona sirena, duplice fischio, dunque si va a riposo sul punteggio di 1-1, vantaggio di Rudinei Tres, poi il pareggio tra le proteste concitate ma anche comunque dovute sul gol di Amoroso. Tra poco torneremo con Fabian Lopez, si può tornare a giocare, aveva dimenticato la maglia della felpa scura, deve indossarla perché gli arbitri questa sera sponsorizzati Legea hanno la maglia rossa. Feldi Eboli con Tres, c'è Arieta, Boaventura e Poletto. Cambia un po' ora il quintetto di partenza, cambiano gli attori decisi dal mister Cipolla, che ha sicuramente redarguito negli spogliatoi i propri ragazzi. Qui intanto bravo Marzio a dire di no al tentativo di passaggio per Poletto. Morillo, Marzio, Ibraguti, il numero 27 gioca per Morillo che chiama in causa Pozzi, Ibra, palla avanti, deviata in fallo laterale. Allora allenta la pressione l'Arzignano, Confusa che recapita la sfera ad Arieta che la gira a Morillo, che ora è pronto a battere questo auto, un po' come alla Fiera dell'Est, che per 2 soldi un topolino mio padre comprò, sembrava un po' una canzone matrioscata. Ibraguti per Marzio che dà ancora il pallone al giovane talento arzignanese chiamato con la nazionale giovani emergenti. Qui Pozzi costretto a rilanciare lungo, comodo tra le mani di Fiuza che gioca subito per Poletto. Rudinei Tres gira sulla sinistra per Boaventura, Poletto spalla alla porta, da indietro Rudinei Tres che gira palla verso Arieta, ora alza il ritmo ma non il baricentro. La Feldi Eboli di mister Cipolla che supera la linea di metà campo nuovamente con Rudinei Tres, avanti per Poletto che tiene il pallone in gioco, si gira Poletto e Pozzi senza vedere da dove arrivasse il pallone con la mano aperta lo mette in corner, dunque dalla bandierina che non c'è. Corner per Feldi Eboli, già battuto con Boaventura, fermato da Morillo, il contropiede dell'Arzignano con Amoroso per Morillo, il 2-1 dell'Arzignano sul tandem Amoroso-Morillo, ma qui dobbiamo elogiare il giovanotto con la maglia numero 9 che è partito, ha visto con la coda dell'occhio il compagno arrivare, gli ha messo il pallone in mezzo e Morillo non si è fatto pregare 2 volte, ha battuto Fiuza incolpevole, purtroppo uscito dai suoi pali. Dunque Arzignano che la ribalta al minuto 38. Qui intanto c'è il primo fallo con Ibraguti che va a chiedere scusa a Boaventura che non le accetta. Punizione decentrata sulla sinistra con Rudinei Tres sul punto di battuta, vedremo se andrà a servire Poletto, no, la muove per Boaventura che ridà indietro il pallone al numero 11 della Feldi. Arieta ora, Arieta cerca di andare via, si porta però il pallone oltre la linea blu che delimita il campo di gioco del Palatese. Lunghissima però la partita, quella Feldi che ha tutto il tempo a disposizione per rimettersi in gioco, in discussione. Lo prova anche in questo momento con Boaventura. Arieta avanti per Poletto, non riesce però a servire il compagno centroavanti della situazione. Amoroso per Morillo in mezzo. Amoroso! Il 3-1 dell'Arzignano, in pallissima questo Arzignano all'inizio secondo tempo, annichilita la Feldi Eboli
qui Morillo ripaga del favore in precedenza, mette la palla al centro dell'Amoroso, lupo d'area, la mette dentro per il 3-1. 17 minuti e 30 con la Feldi ora che deve recuperare 2 gol, una partita che nel primo tempo sembrava assolutamente alla portata e in mano alla formazione ospite. Intanto c'è un fallo, il secondo commesso da Ibraguti, che ora deve fare attenzione, entra nell'occhio del ciclone dell'arbitro. Intanto c'è Vito, lo scopettone magico, che entra dentro e va a pulire un po' come Cenerentola puliva la casa della matrigna malefica. Attenzione a questa pericolosissima punizione. Romano, Boaventura, il fischio, vedremo chi va a calciare. Boaventura, il tiro fuori di un nulla, era immobile, impassibile Pozzi, palla fuori, Pozzi avanti per Morillo, Boaventura però tocca con il corpo per Fiuzza, che gioca subito per Romano. Serie di campi, intanto rientra Mancia, nuovamente dentro anche Bagatini, sì, Bagatini con il 14, davanti c'è Fornari, ma Mancia fermato da Morillo. Gargarismi, Romano, già per Fornari, Mancia, si fa sentire anche assordante il tamburo della curva biancorossa, con Romano, Mancia, Bagatini, ultimo uomo del quartetto di movimento della Feldi Eboli, aspetta i movimenti compagni, ma qui l'errore è scolastico quasi di Bagatini. Romano però non ci sta e tiene alta la guardia dei suoi con gli applausi di incitamento di carica. Intanto era caduto Pozzi, bravo Amoroso a servire Marzio, che dà nuovamente il pallone al bomber, che vuole il corner e lo prende, perché la deviazione di Mancia è sì importante ma forse anche inutile, perché il pallone sarebbe finito laddove non v'era alcun compagno di squadra. Corner con Marzio pronto a giocare indietro, forse per Ibraguti, è così, Ibraguti, il sinistro fermato già da Fornari, quasi un tiro telefonato. Fornari, esperienza importantissima, è uscito senza farsi tanti problemi, ha rispedito al mittente il tiro. Ibraguti tiene il pallone, lo gioca, ma è di fatto un servizio per Romano. Mancia, bravo Ibraguti a recuperare, Amoroso a cercare di andare via, qui ha rischiato il terzo fallo, si voleva portare via pantaloncino e mutandina di Bagatini. Attenzione a Romano, palla in mezzo per Fornari, che dà ancora indietro per Romano, giro palla, Lezioso, e quella parata, il tuffo di Pozzi. Ancora un tuffo di Pozzi, più per la telecamera di Davide Tres, ma comunque efficace a concedere soltanto il corner, pronto a batterlo con la maglia numero 92, Mancia, indietro per Fornari, il piattone, e poi con il sedere si distende Molaro e la mette dall'altra parte, sempre in corner. Romano pronto nuovamente a battere questo angolo della bandierina che non c'è in mezzo per Fornari, e cosa mi combina Pozzi? Ma la difesa dov'è? È forse là a dormire sonni tranquilli, ma quando mancano 15:43 con una formazione che vuole giocarsi le sue carte per rimanere lassù, laddove splende il sole, laddove si sta sicuramente al caldo, non bisogna concedere queste palle d'oro. Ma Pozzi, cosa mi ha fatto ancora una volta Pozzi? Cosa mi ha fatto ancora una volta Pozzi? Mancia, Bagatini, anzi era Fornare, scusatemi, ora il tiro di Bagatini alto e Pozzi può giocare nuovamente con le mani, comodo per Morillo che lo protegge. Morillo elude l'intervento di due avversari, poi si rifugia da Marzio che vede il movimento di Molaro, lo serve comodo, Molaro ancora per il capitano Marzio, avanti per Morillo che non riesce ad addomesticare il pallone. Fa la laterale allora per la Feldi Eboli, già battuto da Bagatini,
Boaventura mancia, ancora Boaventura, rientrato subito al posto di Romano, che non ha gradito il cambio, chissà se ha arrabbiato più con il mister o con se stesso per le mancate occasioni sfruttate. Attenzione però alla Fegli, ancora con Boaventura mancia, gioco di gambe, si centra mancia, il tunnel ma riparte Amoroso, fermato Morillo che non riesce ad andare via, tiene il pallone in gioco, si gioca, può continuare. Ottime le giocate di Morillo. Boaventura mancia, ancora mancia, non trova lo spazio per calciare, allora si rifugia da Bagatini per mancia, si gioca praticamente davanti la porta bianco-rossa con Fornari fermato, ma è ancora la Fegli Eboli con Mancia che gol al minuto 6 esatto, mamma mia che gol. Mancia ha messo la palla laddove Spider-Man gli ha detto porca paletta mi hai ucciso, e quindi il 3-2 che riapre tutto quanto, firmato da Mancia, un siluro terra-aria che nemmeno Tom Cruise nel film di Top Gun si è pensato mai di sparare. Spider-Man ora sarà là che si lecca le ferite. 3-2 Fegli Eboli, 14 minuti al termine di una partita emozionante che sicuramente migliore rispetto al primo tempo. Andiamo a rivedere il gol finché c'è Vito lo scoppettone che pulisce per terra. Ecco il gol, pallone che esce fuori e poi Mancia che gol, guardate. Spider-Man, adios amigos, tornerai la prossima volta, forse, chissà. Nuovamente in campo con Boaventura, ora Fegli Eboli galvanizzato sicuramente dal gol che tiene vive le speranze e riapre la sfida. Nota di servizio, visto che siamo una sfida interattiva, sia Fornari che Molaro erano sì squalificati ma hanno scontato la giornata di squalifica nel turno infrasettimanale di Coppa Divisione, dunque regolarmente in campo. Coppa Divisione che ha visto la sconfitta dell'Arzignano 5-4 con lo Sport in alta marca. Dall'altra parte invece Fegli Eboli che ha battuto la formazione del Bernalda 6-5, dunque approdando agli ottavi di finale. Ecco il motivo per cui Fornari e Molaro questa sera sono qui a dar manforte ai propri compagni nel settimo turno della Serie A di calcio a 5. Fegli Eboli ora che non fa vedere il pallone alla formazione dell'Arzignano, che deve soffrire col coltello fra i denti, ma è lunghissima la partita. Marzio intanto va a terra, qualche problemino per il vecchietto. Confabula qualcosa il capitano con l'arbitro, è costretto ad uscire zoppicante il numero 5 bianco-rosso, però bisogna fare il cambio ragazzi, uno si alzi, si tolga la pettorina ed entri al posto di Marzio. Qualche protesta del capitano. Attenzione al corner, palla in mezzo, riparte Molaro con Guti che tiene vivo il pallone. Qualche protesta per un fallo non avvisato dagli arbitri. Siamo già dall'altra parte con Boaventura braccato a Claro. Ora è Rudinei Tres sulla destra per Arieta. Boaventura in fondo verso Cedar Fornari. Tres allo spazio per andare a calciare. Lo fa in questo momento ancora Pozzi che ora esce dai pali. Partita che inizia a farsi maschia. Gli arbitri devono essere attenti a non perdere le briglie del Calesse di Serie A. Qui intanto Molaro, teste e Testonice è qui che vi sta commentando la partita dopo una serie infinita di teste. Giusto spazio anche e celebrità per Testoni. Qui intanto Claro, Molaro con l'Arzignano si può distendere con Fred che tocca per Claro. Palla che finisce tra le mani di Fiuza che la perde per qualche istante ma la rigioca subito veloce per Udinei Tres che ha lo spazio per girarsi. Serve Fornari sulla destra, però Fornari era andato a sinistra. Si chiedono
a vicenda spiegazioni. Fatto sta che ora la palla è per Pozzi che si tocca il sederino, si sistema la mutandina e invece no, è appunto rimessa dal fondo, è rimessa dal fondo. Ragazzi, ci vuole della ovomaltina sbranina e allora riparte Pozzi. Ibraguti, palla lunga per Fred, ma esce Fiuza che va a calciare alle spalle di Pozzi. Dunque ripartirà il numero 2 biancorosso oggi in maglia grigia. Palla avanti per Fred, Rodinei Tres gliela ruba e fa ripartire Poletto. Arietta, Tres avanti per Poletto tiene il pallone, si gira, non trova lo spazio per il tiro, si gira in questo momento, c'era una trattenuta clamorosa di Amoroso, non fischiata. Amoroso, la deviazione è un fallo grande come una casa clima in costruzione tra Arzignano e Chiampo, soltanto gli arbitri non lo hanno visto e poteva essere un fallo, il terzo addirittura per l'Arzignano. Anche Fabrizio Amoroso si voleva portare via il pantaloncino dell'avversario. Palla intanto per Guti che va a calciare in modo sbilenco. Fiuza senza dare tanta pressione ai compagni muove per Tres che gira subito verso Arietta. Boaventura va sul fondo, il tiro che si spegne alle spalle di Pozzi che farà ripartire il cronometro con la palla in mano. Sta contando l'arbitro. Fred avanti per Claro che con il corpo si prende il pallone, lo porta però oltre la linea che delimita il campo di Palatezze. Si lamenta Rudinei Tres per un braccio alzato di Claro. L'arbitro gli fa segno di vai, continua, gioca, che abbiamo la pizzeria che chiude tra una manciata di minuti. Attenzione per Rudinei Tres. Romano, palla che sfila, non la ferma Poletto e dunque ancora Pozzi per ripartire. Silvia, freddo, ti scagliamo. Tanto Davide è impegnato con le riprese. Pozzi per Amoroso, qui c'è una spinta e anche qui non c'è il fallo e allora fischiamola. Domani intanto la rispostona di Pozzi, ma è ancora viva la palla per la Feldi Ebri con Romano per Fornarci, ci un po' e Amoroso butta via. Manca forse l'ossigeno da insufflare nel fischietto, mancano forse le palline. Ne abbiamo più di qualcuna qui in tribuna stampa di palline ovalizzate. 1-1 i falli non fischiato. Pozzi a terra intanto si tocca il quadricipite, qualche problemino per un super Pozzi. Dieci minuti, 2 secondi. E se la matematica non è un pegnone, 602 secondi da contare, tutti d'un fiato. 3-2 per Arzignano sulla Feldi Eboli in un secondo tempo che sta regalando emozioni maggiori rispetto al primo tempo, con una Feldi Eboli che sta cercando la via del pareggio. Si rialza Pozzi, vedremo se potrà continuare. Intanto per precauzione Lopez aveva mandato Bastini, il numero 1. Pozzi che stava scegliendo di giocare con il 2 a riscaldarsi a fondo campo. Bastini che torna a sedersi comodo. Intanto vanno a letto i bambini, domani qualcuno va anche a scuola. Ci siamo, lo ripeto, la pizzeria fra poco chiude, quindi ragazzi giochiamola. Ecco il fischio, si gioca ancora. Fornari indietro per Arietta, sulla punta della lingua non riuscivo a nominarlo. Azione sprecata però della Feldi. Dunque sarà proprio ancora Pozzi a 9,57 giocare per Marzio, palla troppo lunga per
per Morillo e Fiuza esce dai pali, rilancio lungo che non riesce ad arriva sì a Fornari, che però non riesce a tenere vivo in campo. Dunque ancora Pozzi, se per ogni Pozzi mi arrivasse €1 nel conto finale potrei diventare ricco sicuramente. Intanto Amoroso e viene fischiato un fallo, fammi rivedere il replay, questo forse è un regalo importante, andiamo subito a vedere il replay. Si è andato sul pallone, poi l'esperienza di Fornari che si è lasciato andare, punizione pericolosissimissima, superissima, con Boaventura e Fornari sul punto di battuta, qualche centimetro fuori e dall'area il fischio. Vediamo Fornari, il tiro sul faccione di Pozzi, il tiro sul faccione di Pozzi che costringe nuovamente Gustavo ad entrare a campo. Qui Fornari poteva gestirla sicuramente meglio. Che poi dico io, no, abbiamo il gioco effettivo. Cosa avrebbe dovuto dire il tecnico dell'Atalanta contro il Barcellona, che per 5, 6, 7 minuti non si giocò nella sfida di Champions di qualche sera fa? Intanto ancora Bastini a scaldarsi, si parlano Mularo e Fornari, compagni di squadra anche probabilmente a Napoli, forse dico anche una mezza cazzata, ma magari anche una mezza verità. Allora, pronti nuovamente a ripartire con Arrieta per il nuovo fallo laterale verso Romano, Bagattini, Arrieta, Fornari, palla per Bagattini, c'era una terza gamba tra le gambe di Bagattini, ma era quella di Morillo, e arriva anche il primo fallo fischiato, era Feldi Evoli, con l'Arzignano Amoroso che rischia troppissimo, tantissimo, grazie a Nicolò Rigon. Non ricordo neppure cosa ho detto poco fa. Intanto un blocco non ravvisato di Morillo su Bagattini, ma è la Feldi che gioca con Marzio che va a prendersi Fornari, Bagattini, Arrieta, Romano, Fornari non dà lo spazio per girarsi, esce l'Arzignano con Morillo per Marzio, Morillo fermato dal numero 10 Arrieta, e Fiuza nel tentativo di sparare via il pallone lontanissimo va a calciarlo sulla parte legnosa del Palatezze. 8:46, ancora un'eternità, ancora un fallo laterale conquistato l'Arzignano, ancora con Claro a batterlo, Marzio, Morillo va via, Morillo e Fiuza, vola Fiuza, Morillo in velocità ha lasciato lì sul posto Romano, il tiro intanto di Marzio ribattuto, Arzignano vivo, rilancio alto di Pozzi che gioca con il cotton fioc nasale per evitare probabilmente fuoriuscite di sangue. Tress, mancia, ancora per Tress, mancia,
Boaventura fermato da Amoroso, ma ancora la Feldi che tiene viva la palla tra le proprie gambe. Mancia, Boaventura, Tres. Intanto arrivano anche i baci, gli abbracci, i cuori dal mitico vichingo Rafael Glaser Alemao. E mi sovviene una domanda spontanea: ma sai ancora segnare, bomberone? Un salutone, alla prossima, speriamo di vederci presto. Mancia intanto per tornare a parlare della partita. Feldi Eboli Arzignano con i biancorossi avanti 3-2, ma i campani che attaccano. Qui intanto Fornari non riesce a girarsi, Marcio butta via il pallone, c'è un uomo da prendere in marcatura, Amoroso lo vede e allora va a braccare Rudinei Tres. Mancia, Boaventura, Tres, Boaventura ancora per Tres, Boaventura Mancia. Sulla corsia di sinistra il numero 92 della Feldi cerca di servire Boaventura, lo fa in questo momento, stabilisce il pallone al 92 che non riesce a trovare Fornari. Tanti gli errori di una squadra sicuramente esperta, che però ha sprecato più di qualche occasione offensiva con dei passaggi non recapitati, un po' come quando invii il pacco con il Corriere non ti trova e te lo riporta indietro. Marcio intanto per Claro, lo spazio per girarsi, protegge il pallone, c'è una spinta ma non è fallosa, allora dietro da Marcio che può giocare ancora con Claro. Bello qui l'uscita di Marcio, non è però efficace il passaggio, e allora Mancia per la Feldi a 6,59 ad alzare il baricentro, la formazione di Cipolla con Bagatini che va a posizionarsi là davanti la difesa, braccato da Marcio, palla per Boaventura in uscita perfetta, Amoroso sul pallone, poi ad urlare qualche parola non certo confortante ai compagni in panchina per caricare i compagni. Chiede di fermarsi un attimo Amoroso. Tres, anzi Mancia per Bagatini che sculetta un po', Claro fermato da Boaventura, indietro per Rudinei Tres si accentra, la risposta di Pozzi, ancora la risposta di Pozzi sul tiro a botta sicura, praticamente un rigore di movimento di Rudinei Tres che muove avanti per Bagatini si accentra, Rudinei Tres chiamato ancora in causa, caricare il sinistro, deviato in corner da Ibraguti, pressione alta della Feldi Eboli che staziona praticamente quasi all'inverosimile, all'infinito nel metacampo arzianese, la palla forse era uscita, non secondo l'arbitro, si continua allora, continuano a scorrere anche i secondi sul tabellone, 6,10, 6 per 6, 36 più 10, 3,70, ora meno, e la Feldi Eboli che gioca, palla nel metacampo arzianese, bello il tocco di Tres a verticalizzare per Mancia che non riesce però a toccare il pallone verso la porta di Pozzi, che ora recupera il pallone, inizia già a contare l'arbitro, dunque deve fare in fretta il portiere dell'Arzignano che al terzo secondo scarica laddove Ercolessi con la maglia della tuta dà subito a Mancia che gioca verso Rudinei Tres, Boaventura. Questa è la nostra postazione, le immagini Davide Tres, la regia di Filippo Tres, la voce di Stefano Testone commentario di questa settima giornata che vede al momento l'Arzignano vincere 3-2 sulla Feldi Eboli, una Feldi Eboli che però non ci sta e vuole trovare la via del pareggio, lo ci prova con Rudinei Tres, un tocco, Rudinei Tres, gol! Che gol di Rudinei Tres! La mette sotto il 7. E allora se prima è morto Spider-Man, adesso anche Batman è andato a farsi benedire. Gran gol di Rudinei Tres che trova il pareggio. Dunque 3-3, lo avevamo chiamato, Feldi che non ci stava, non voleva perdere e ora cercherà anche di andare a vincere sicuramente. Qui intanto Morillo fermato da Fiuza, fa la laterale per la formazione biancorossa con Ibra che gioca per Marcio. Pozzi avanti per Morillo che gli alza il thumb up, il pollicione alto per dire ok, hai fatto bene, però non sono arrivato al pallone. Tres, che poi un po' me li faccio io tutti questi commenti in live motion. Tres, Bagatini
Tres mancia, Tres ancora per Bagattini. Ora l'Arzignano che sta pressando alto, vediamo che conquista un fallo, fa segno Morillo all'arbitro che Tres si è tuffato, l'arbitro però è impassibile, ha visto bene, dunque quarto fallo Arzignano, uno soltanto quello commesso dalla Feldi Eboli, che a 5 minuti e 1 secondo alla fine ha recuperato da pochi istanti la partita impattando sul 3-3. Arieta, Tres, mancia, ancora per Tres, Bagattini avanti per Arieta che un po' come un kamikaze cercava una conclusione difficile. Morillo va via fermato da Tres che è costretto a mettere la palla in fallo laterale, cercava il fallo, non è caduto nell'inganno Morillo, dunque fallo laterale per la formazione di casa. Lo stesso venezuelano che va a giocare questa palla indietro per Ibraguti, vediamo una finta, non trova lo spazio per calciare, salva invece Marcio che va a calciare, dritto per dritto, fermato due tempi da Fiusa. Arzignano ora che pressa deve fare attenzione a non commettere il quinto fallo, intanto il pallone ancora tocca le travi alte del Palatese, dunque rimessa laterale in attacco per Marcio e Soci, sarà proprio il capitano ad andare a rimettere in campo e a far ripartire il cronometro. Intanto indicazioni di mister Cipolla Romano, entrambi guardano il cronometro qui sopra la nostra testa, un'eternità ancora da giocare. Ibra fermato da Tres con Marcio, fenomenale in tentativo ma palla regalata, e ora un altro regalo, Natale, è il 25 dicembre, stiamo comodi, stiamo calmi. Amoroso per Morillo tiene il pallone tra due giocatori, lo perde, mancava solo la maionese nel sandwich di una Feldi Eboli che si prende il quinto fallo e anche il cartellino giallo di Morillo. Il primo cartellino della partita se lo becca il venezuelano Morillo e manda la Feldi al quinto fallo, dunque bonus per la squadra campana che alla prossima irregolarità biancorossa avrà la possibilità di calciare un tiro libero. Mancia ad armare un destro, il fischio deve fare lo slalom anche sull'arbitro Mancia, e qui capisce tutto quanto la difesa dell'Arzignano, volevano un tocco di mano di Amoroso che dice non l'ho toccata, dunque ancora Pozzi a ripartire con la sfera dalle sue mani senza il replay. Intanto anche questa serata bravo Filippo Tres, qualche replay lo hai selezionato, ma dall'altra parte con la formazione di mister Cipolla che tiene vivo un pallone, sembrava perso. Mancia fermato, ancora Romano fermato da Claro, ma ancora Feldi a 3,25, Feldi Eboli con Sergio Romano per il suo pivot, in questo momento Poletto, Arieta per Poletto in mezzo, non c'è alcun giocatore a contrastare, che probabilmente c'era anche un fallo non fischiato. Mancia per Poletto che non riesce a girarsi, lo fa in questo momento, ma salva Romano sbilanciato, ancora palla in mezzo con Poletto che la butta fuori di un nulla. Volevano un fallo comunitivo quelli dell'Arzignano. Altra occasione importante per la Feldi Eboli con Poletto, qui Morillo intanto, Marcio, palla per Amoroso fermato da Romano, riparte dalla formazione ospite, deve fare attenzione all'Arzignano di commettere falli. 2,39, lunghissima ancora. Mancia, una serie di finte, non ha bocca Claro, attenzione a Mancia, il tiro direttamente sugli addominali di Amoroso, arriva il time out di mister Cipolla che chiama a raccolta i suoi giocatori.
Andiamo a vedere intanto il gol di Mancia. Il gol del anzi quello di Mancia è stato il gol del 3-3. Vabbè, dai, se ce lo fai vedere Filippo. Poi andiamo a vedere anche il gol del 3-3 di Rudinei Tres. L'abbiamo appena visto, mi sono andato un po' in confusione, chiedo scusa al nostro regista Filippo Tres. Stavo scrivendo un messaggio a casa, vedremo se arriverà anche l'aiuto del pubblico oltre a quello da casa, con la mia dolce metà che ringrazia il calcio a 5 per strappare spazio e tempo. Intanto la Feldi la vuole vincere, Fornari dentro come portiere di movimento, Fiuza fuori, dunque mister Cipolla non ha alcuna intenzione di lasciare punti qui a Paatezze, vuole portarla a casa, vuole ritrovare la via della vittoria dopo il pareggio in rimonta al passivo però contro il Mantova. Fischio Fornari per Boaventura, Poletto Boaventura Mancia, Rudinei Tres, gira Mancia, ha un'autostrada e il volo di Pozzi, aveva un'autostrada Mancia e si prende ancora applausi. Corner già battuto, Mancia, giro palla ora per Bagattini, Fornari, Tres, Bagattini cincisca con il pallone ma è ancora suo, 2 minuti alla fine, Mancia, Boaventura, lo spazio per girarsi e dare a Bagattini, però non è riuscito a trovare il tempo per servire il compagno. Scorrono i secondi intanto e la Feldi alza di tantissimo il peso specifico nella metacampo avversaria dell'Arzignano. Bagattini, Rudinei Tres, ancora per Bagattini, c'è Fornari libero, c'è il pallone, me lo dà ancora indietro il numero 14 che fa girare palla, la fa scorrere verso Mancia, in fondo, qui la palla in mezzo, attenzione per Amoroso, poi per Amoroso, una parata di Rudinei Tres con le mani attaccate comunque al corpo. Time out intanto chiesto da Lopez a 1:30, era rimasto in campo Fornari, una parata possiamo dire così provvidenziale di Rudinei Tres. Mi sento di dire che comunque Rudinei Tres ci abbia messo del suo per evitare che la palla di Amoroso finisse in porta, forse una spalla, un petto, così, non so. Ai posteri l'ardua sentenza. 1:30, 90 secondi di passione. Arrivano intanto anche i grattini dietro le quinte della tribuna stampa intitolata Michele Trolese, Acqua Dolomia. Questo è il rumore dell'Acqua Dolomia, la sgorgheggiamo. Tromba la sirena e si torna in campo sul punteggio di 3-3 con l'Arzignano che ha permesso sia a Fiuza di ritornare in campo. C'era Fornari come portiere di movimento, Arzignano che riparte da dietro con Marsio per Pozzi spara fuori il pallone, altro time out servito a poco. Torna intanto Fornari dentro come portiere di movimento. Arzignano che non ha saputo sfruttare questa possibilità offensiva, regalando di fatto una palla che la Eboli sta amministrando ora con Bagattini, giro palla verso Mancia, Rudinei Tres la tiene viva Mancia per Rudinei Tres, ancora Mancia, si sposta in mezzo Bagattini, c'è da Fornari, Mancia, Tres, Boaventura, stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Difficilissima questo finale di partita con Boaventura che va a calciare probabilmente contro un suo compagno, infatti la rimessa laterale per l'Arzignano. Amoroso che la perde, la riconquista Marsio, ma che rischio, ripartirà ancora la Feldi, 50 secondi infiniti con Rudinei Tres per Mancia, Bagattini, Boaventura Bagattini, in fondo per Fornari, dietro ancora si riparte da Bagattini, Mancia, Rudinei Tres per Mancia,
che gira a Bagattini, non trova lo spazio per calciare Mancia, ci prova Tres, va in fondo della Boaventura, ancora Tres, passano i secondi, il rumore quasi fastidioso del tamburo che non ci fa sentire, noi diciamo il tiro di Morillo intanto, stoppato, 20 secondi, l'ultimo tiro sarà per la Feldi, chiede calma, Boaventura, fa scollo in tanti secondi, 15 secondi è il termine e ancora Feldi Eboli pericolosissima con Mancia che mette in mezzo un pallone fermato da Marzio, ultimi secondi, Mancia, Boaventura per Mancia, scorrono i secondi, Claro, fuori Claro che rischiava di mettere il colpo del KO ed è finito, gol, ma non è valido, viene da ridere, e giusti gli applausi per l'Arzignano, sicuramente sarà arrabbiata la Feldi che non ha saputo portarsi a casa i 3 punti del Palatezze e prende un altro 3-3, questa volta però rimontando la sirena, tromba, almeno lei tromba, 3-3 il finale e l'Arzignano si porta a casa un altro punto, quasi voleva anche la vittoria, l'applauso sicuramente più meritato per l'Arzignano, la Feldi poteva, anzi doveva fare di più, perché una squadra con 2 portetti importanti doveva portare a casa una nuova vittoria che manca per la seconda giornata di fila. Dalla voce di Stefano Testoni con Giorgione nello scatenato in mezzo al campo, buon rientro alla Feldi Eboli, ancora grazie super mitico Marcello Serratore